per prima il Veneto, Paolo Pizzolato. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Grazie, grazie. Che stasera parliamo inevitabilmente di quanto sta succedendo dopo l'annuncio del presidente Trump, i dazi del 20% per tutta l'Europa, con le conseguenze che abbiamo visto oggi, e cioè le borse che sono andate a picco, le borse europee. Paolo Pizzolato, che lavora nel settore bancario da tanti anni, oggi i titoli bancari sono stati quelli più colpiti, no? Io ricordo una delle ultime puntate, direttore, che ero qui alla fine del 2024 e ho detto che sarebbe stato un 2025 molto difficile. Non sono un mago, assolutamente. Il fatto di lavorare in banca forse certifica un po' di fortuna, perché abbiamo dati che sono completamente diversi da quello che riceve il normale cittadino, dati anche che provengono dalla Banca d'Italia, che sono ritenuti segreti e che devi tenerti perché logicamente fanno parte di quello che è la cultura bancaria e l'economia bancaria. Io credo che qui qualcuno non abbia capito bene cosa stia succedendo. Siamo partiti con un'Europa che si è completamente svenata per mantenere la guerra in Ucraina. Siamo partiti con un'Europa che si è completamente svenata per cercare di fare in maniera di contrapporre quello che erano le sanzioni alla Russia e cercare altre alternative. Lì abbiamo perso di tutto e di più. Ci siamo svenati per dar retta a un'indagata sui vaccini, la Ursula von der Leyen, che voleva assolutamente l'Europa verde e che si è scatenata per cercare di portare il verde in tutto il mondo, in tutta l'Europa, quando non eravamo assolutamente preparati, e quella mente bacata di quella signora lì ha rovinato completamente quello che poteva essere il nucleo portante, il nucleo fondante dell'Europa. Assolutamente. Noi ci siamo trovati in questo periodo completamente in braghe di tela, e i dazi che ha fatto Trump in questo periodo, che erano già stati fatti anche all'epoca di Biden, solamente che nessuno ne aveva parlato, perché non esiste la cultura di stare attenti all'economia, a quello che succede. Cioè, logicamente io ce l'ho nel sangue, perché lavorando in banca ogni giorno ricevi il report, sai perfettamente cosa è cresciuto dell'1%, cosa è calato dell'1%. Questi dazi qui hanno contribuito e contribuiscono solamente in questo momento a dare un'ulteriore mazzata all'Europa, che si era completamente impoverita, indebitata, e chi più ne ha più ne metta, e fare in maniera che adesso gli americani possano usufruire o di loro prodotti. Qualcuno ha detto che in California si sta già producendo da tanti anni un buon similare al prosecco, per cui attingeranno a quelli che sono i prodotti interni, e dare una mazzata a quello che è il mondo europeo, che non ha risposto, così come voleva Trump, a determinate richieste. Ci siamo scavati la fossa da soli, adesso stiamo pagando questa cosa qui. Cosa sta succedendo? Sta succedendo quello che è successo anche all'epoca di Draghi in Grecia, che forse qualcuno non ricorda, o forse qualcuno fa finta di non ricordare, dove lui, con la sua politica che aveva messo in difficoltà completamente l'Europa e anche la Grecia, aveva mandato a casa 300.000 dipendenti, applicando le sanzioni perché non mantenevano i giusti report praticamente di quelli che erano le direttive dell'Europa. Trump sta solamente approfittando di una situazione di povertà dell'Europa e sta dando una mazzata per cercare di fare in maniera di portare tutto quello che può a casa. Mi permetto un breve passaggio sulla borsa. Quando qualcuno dice abbiamo bruciato i miliardi di borsa, eccetera, eccetera, logicamente non sono un mega esperto, però ci lavoro in mezzo, per cui qualcuno forse non ha mai capito come funziona effettivamente la borsa. La borsa funziona in questa maniera, cercando di fare in maniera di dimostrare in parole povere. Esiste un caglierone dove dentro ci sono 100 titoli. I 100 titoli sono divisi fra 10 azioni, 50 azioni, la Fiat ha 1000 azioni, eccetera, eccetera. La Fiat oggi ha 1000 azioni praticamente che valgono €1. In questo momento c'è il patatrac, la borsa che crolla completamente, l'azione si porta a 20 centesimi. Ma guardate che se l'azione costava €1 e adesso è arrivata a 20 centesimi, non cambiano il numero delle azioni, non cambia il fatturato della Fiat, cambia solamente il fatto che qualcuno ha preso paura e ha venduto. Tante volte viene fatto appositamente così, per cui che lo sappiano i telespettatori, e adesso farò anche un piccolo passaggio cercando anche di calmare gli animi. Succede che qui, quando va a 20 centesimi, la gente vede che i titoli sono in fuga e vende di tutto e di più. Non vengono bruciati i miliardi, perché dall'altra parte, nel momento esatto in cui tu vendi il tuo titolino che sta perdendo a dirotto, c'è un altro che compra. E solitamente chi compra in questo momento sono i grandi fondi americani.
I fondi americani sono quelli che hanno acquisito 10-15 anni fa, e nessuno lo ricorda, la maggior parte, la percentuale di poste italiane, ragazzi, quando erano completamente in deficit stanno andando a rotolo. Li ha comprati un potente fondo americano che adesso fa delle nostre poste il bello e il brutto tempo. Forse la gente non capisce questa cosa e in questo momento sono stati bruciati miliardi, ma c'è qualcuno dietro che sta aspettando, come succederà sempre, perché è sempre successo così, che la borsa riprenda un po' alla volta perché guadagnerà di tutto e di più, e i fondi americani in questo momento sono i più potenti che ci possono essere, per cui la caduta della borsa per paura eccetera eccetera si riflette sempre e solamente in quello che è il contesto europeo, ma non di certo nel contesto americano, dove noi stiamo di nuovo guardando in maniera povera quello che loro stanno facendo. Infatti, non a caso oggi Trump ha detto stiamo diventando più ricchi. Stiamo diventando più ricchi proprio per questo motivo, per cui la gente tecnicamente capisca che la cosa funziona così. Non è che siano stati bruciati miliardi perché sono sparite le azioni ci sono sempre. Ultimo piccolo passaggio. Guardate che in questo momento, lo dico a cuore aperto a tutti i cittadini che si sta guardando, che è in studio con noi, state attenti quando andate ad investire in banca, l'avidità e la colosità di farsi ricchi con qualche azione, con qualche titolo. Cercate almeno per un anno, almeno fino a fine 2025, perché questa cosa durerà abbastanza, cavoli se durerà tanto, di comprare titoli che siano titoli sani, un po' di titoli di Stato se proprio volete, anche se quelli lì non è che siano super sicuri, perché se lo Stato salta, buonanotte, però non investite in cose che non sapete. Se il promotore vi dice di investire in azioni brasiliane o cose di questo genere, in fondi argentini, come è successo, non date retta che portate a casa il 7%. Un tasso normale al giorno d'oggi è il 2-2,5%, per cui accontentatevi di quella pochezza che può fare in maniera di coprirvi le spese o qualcosina e mettete da parte due palanche. È finito l'epoca di andare in ferie di qua e di là e fare in maniera di mangiare salmone e caviale tutte le sere. Per cui andate pacati e state un po' buoni, perché le cose andranno ancora peggio, però sinceramente peggio di così. Va bene, grazie a Paolo Pizzolato che ha dato anche dei consigli. Paolo Pizzolato sulla sicurezza, insomma, no? Anche nelle banche se ne avete passate di tutti i colori. Sta andando sempre peggio. Sta andando sempre peggio, come ho avuto l'occasione di dire tantissime volte, perché abbiamo avuto un innanzitutto di extracomunitari provenienti dall'Africa che hanno incentivato, che hanno aumentato il 62% dei componenti in carcere in Italia sono tutti personaggi che provengono da altri paesi non italiani. Per cui questo è il primo dato di fatto. Seconda cosa, non è possibile, come ho avuto l'occasione di dire tempo addietro, che il cittadino non abbia la possibilità di difendersi e se per caso si difende sia sempre quello che prende le bastonate dal giudice di turno, come è stato detto giustamente. Non è possibile che noi dentro casa non possiamo assolutamente difenderci perché se succede qualcosa a un immigrato, qualcosa a un qualsiasi persona, all'albanese di turno come è successo, la famiglia si costituisca parte civile e vengono a chiederti i danni. Guardate che noi abbiamo a Legnaro poco tempo fa il macellaio famoso, che è quello che ha portato mezzo dissanguato, diciamo, in mezzo ai campi il bandito, è stato condannato per anni, e l'albanese che ha chiesto i danni, i 300.000 euro famosi che questo dovrà sborsare, non si trova più, e gli anni di carcere che dovrebbe farsi in Italia non si trova assolutamente più, non è una possibilità più di farli. Ma certe volte mi domando, resto perfino stupefatto di una cosa: perché la gente non sia mai scesa in piazza per queste cose? Cioè, scendiamo in piazza per la partita di calcio, per quello che succede, ammucchiate attorno agli stadi, ma nessuno scende in piazza perché a noi è stata tolta la possibilità di essere umani, di essere persone normali, persone che difendono la propria integrità, la propria famiglia, la propria casa. A noi questo non è assolutamente dovuto, perché nel caso tu mettessi le mani addosso a qualcuno, devi guardarti bene, devi cercare tutte le giustificazioni. Per carità, tutto quello che sta accadendo a livello di delitti, femminicidi, eccetera, eccetera, non ha nulla a che fare con questo. Però fare in maniera di poter difendere per una volta l'italiano, il veneto di turno. Guardate che la gente è stanca. Ho già avuto l'occasione di dirlo anche tempo fa, una delle ultime puntate che ho fatto. La gente è stanca e prima o dopo si ribella. E quando la gente si ribella non ha mai combinato nulla di buono, perché ha sempre tagliato le teste a quelli che sono i capitani. Non è mai successo che il popolino venga messo a tacere, è sempre stato il re a cui è stato tagliato la testa. Mi spiace fare questo tipo di esempi, però sinceramente io parlo con la gente, parli umanamente parlando per la strada, parli allo sportello, la gente è stanchissima di queste cose, non ne può più perché lo stipendio è basso, non ne può più perché sono aumentate le bollette, però quello che
che esaspera tutti quanti è il fatto che tu non puoi andare a fare un giretto a Mestre in piazza Ferretto e stare attento quando esci dalla trattoria alle 20 che non ci sia qualcuno che ti segue perché è pieno di oriundi, chiamiamoli così, senegalesi, indiani, eccetera, eccetera. Non sai nemmeno se arrivi vivo a prenderti la macchina a livello al parcheggio. Per cui non è una situazione bella, non è una cosa che in questo paese possa dimostrarsi umana, sinceramente. Io spero che un giorno la gente prima o dopo si ribelli a queste cose qui, si arrabbi talmente tanto, ma talmente tanto che possa nascere un vespaio, possa nascere un qualcosa che mobiliti completamente lo Stato e che rovesci completamente tutto. Sinceramente mi spiace di questa enormità che sto dicendo, però veramente la rabbia è tanta perché non se ne può più. Grazie Paolo Pizzolato. Allora ricordatevi che non c'è cattivo più cattivo di un buono, quando diventa cattivo, non so a chi si riferisca, forse a Trump. No, parla del nostro carattere, quando siamo tanto buoni uno potrebbe diventare cattivissimo, succede qualcosa. Paolo Pizzolato, prima il Veneto, grazie. Grazie direttore, buonanotte a tutti.